Un brindisi al Mose, via! Spacchiamo lampione! Che siamo veneti qua, cae l'acqua e cresce il vin! Molti veneziani questa mattina hanno stappato una bottiglia per brindare a questa giornata storica per Venezia, il funzionamento del Mose. Questa è una giornata storica per Venezia. Ci troviamo in questo momento a Rialto, una delle zone in cui con una previsione di 120 centimetri solitamente qui si vede l'acqua. Infatti, come vedete, sono state montate le passerelle. Ebbene, gli stivali che vedete alle mie spalle, che solitamente in giornate con acqua alta vanno a ruba, oggi non verranno acquistati. L'entusiasmo lo si legge negli occhi dei veneziani, residenti e commercianti che sistematicamente si ritrovano con case e negozi allagati. Sarebbe arrivata fino agli scalini dei negozi, sarebbe entrata nella maggior parte dei negozi. Per esempio io e mio fratello qua abbiamo due negozi, uno entra a 137 e non sarebbe entrata, nell'altro che entra a 119 sarebbe entrata. E nel bar vicino alla tabaccheria sarebbe entrata tantissimo perché a poverino gli entra a 1 metro, e dunque oggi è stato un risultato eccezionale perché io questa mattina sono partito con i miei stivali in spalla, come sempre quando c'è l'acqua alta, perché poi ti servono per muoverti, e gli stivali sono rimasti nel loro sacchetto. Ho tenuto. Speriamo sia la volta buona, che così abbiamo risolto un problema decennale e fastidioso. Io che ho avuto negozi so cosa vuol dire avere l'acqua dentro. È una bella soddisfazione, al di là di tutte le varie polemiche, però non si può negare che ha funzionato. Oggi si tira un gran sospiro di sollievo sicuramente. È una giornata storica per Venezia, anche per tutti i soldi che ci hanno rubato, ma manco adesso abbiamo avuto il resoconto. Ma l'immagine simbolo di questa giornata resta quella di Piazza San Marco, lì dove lo scorso novembre c'erano le onde, oggi voglio farvi vedere proprio alle mie spalle quella che è Piazza San Marco. Questo è un momento veramente storico perché è molto difficile nel periodo delle acque alte vedere, se no insomma quasi impossibile vedere questa piazza completamente asciutta. Un segno di rinascita, l'ha definito il portavoce dei commercianti di Piazza San Marco. È quasi surreale, le emozioni sono, come dicevo, grandi. Questo è un messaggio importantissimo per la città, per i cittadini, per tutte le attività commerciali. Questo può essere veramente un punto di ripartenza per tutte le emozioni che porta questo tipo di evento, questo risultato.